Oggi è una giornata importante per Cornuda, oggi è una giornata importante per la Guardia di Finanza. Con questo monumento si vogliono ricordare anche i finanzieri morti nella foiba di Basovizza. Sì, certo, è un momento molto significativo, molto commovente, come lei ha detto, molto importante, oltretutto che si inserisce in un anno che è il 250° anniversario di fondazione del Corpo, in cui la Guardia di Finanza si sta impegnando per sottolineare un po' tutti gli aspetti che l'hanno caratterizzata nel corso di questa lunga storia, quindi sicuramente tutte le parti positive del nostro impegno in 250 anni, ma a volte purtroppo anche alcune pagine oscure della storia dell'umanità, in cui purtroppo si inserisce anche il momento della morte di numerosi finanzieri, 97 finanzieri a Basovizza. Quindi è un momento importante per ricordare i nostri caduti, per ricordare che la pace è un bene preziosissimo, che dobbiamo preservarla e conservarla per noi stessi e per le generazioni future.